qualche ufficiale italiano prigioniero si trova a fare due chiacchiere con un ufficiale austriaco che parla italiano, un ufficiale austriaco che magari è di Trieste, e che gli dice, anche questo ho trovato in una memoria, adesso noi andremo a Roma a ciapare il Gobetto, dove il Gobetto sarebbe il Re Vittorio naturalmente. E invece non vanno a Milano e non vanno a Roma, si fermano al Piave. La prima domanda che sempre si pone in questi casi è appunto: ma perché si sono fermati al Piave? Com'è che l'esercito italiano è riuscito a fermarsi lì? Qui le risposte in realtà sono tante, come sempre quando uno dice perché è successa una cosa, e non c'è mai un solo motivo, ce ne sono tanti. La tentazione dello storico sarebbe di dire: ma avete mai avuto esempi nella storia di una vittoria dopo la quale chi ha vinto conquista tutto il mondo? No. Ci si ferma sempre, sempre.